Solo il guardrail è riuscito a bloccare la caduta del pullman che per poco non è finito nella scarpata che costeggia l'autostrada. All'interno 52 persone spaventatissime che sono state tratte in salvo. Il grave incidente questa mattina lungo la A13 all'altezza dello svincolo di Missione sulla A4 in direzione Milano a pochi metri dal casello di Padova Est. Il pullman partito da Palermo e diretto in Romania mentre stava percorrendo la curva si è inclinato rischiando di capovolgersi e finire nella scarpata. All'interno tutti stranieri, la gran parte romeni che stavano facendo ritorno in patria. 10 persone sono rimaste ferite, i soccorsi sono arrivati da Venezia e Padova. 2 persone sono rimaste ferite in modo più serio, gli altri sono stati portati in ospedale per i controlli, a bordo anche tanti bambini fortunatamente rimasti illesi. L'autobus era partito ieri pomeriggio da Palermo, una sosta a Bologna e poi la tappa in stazione a Padova prima di ripartire per la Romania, ma poco prima di uscire dall'autostrada è avvenuto l'incidente. Sulla rampa di accelerazione per riprendere l'autostrada ha perso il controllo e si è appoggiato letteralmente sul guardrail che per fortuna ha fatto bene il suo lavoro, per cui ha scongiurato che l'autobus potesse finire nella scarpata sottostante. La polizia stradale ha effettuato l'alcol test all'autista ed è risultato negativo. Non abbiamo dubbi. Indubbiamente quella è un tratto di strada dove la velocità consentita è 40 km/h, quindi adesso faremo le verifiche sulle velocità e come mai in effetti ha sbagliato completamente la traiettoria della curva, questo è sicuro. Il tratto autostradale è stato chiuso per consentire ai vigili del fuoco e ai soccorritori di raggiungere la zona dell'incidente. Lunghe code si sono formate in direzione Milano fino al pomeriggio.